Ciao ragazzi, oggi sono a Creazzo in provincia di Vicenza. Qui fanno un sacco di figli, un sacco di parti multigemellari. Non ci credete? Ecco, ad esempio, questa, per farvi capire, è una famiglia, perché Creazzo è la patria del broccolo fiolaro. Ma perché i fioi, i figli? Perché le parti più buone, quelle più gustose, quelle dolci, sono proprio questi, i germogli, le infiorescenze che nascono attorno al fusto. Sono queste quelle che vengono cucinate e quelle che esaltano le vere qualità del broccolo fiolaro. Per molto tempo questo è stato considerato un po' il magnar dei poareti, per la sua semplicità, per il fatto che un tempo tutti i contadini potevano disporre, se lo coltivavano ai propri orti, per sostentare la propria famiglia. Poi, come spesso succede, un prodotto tipico che nasce dalla povertà diventa una ricercatezza, una prelibatezza molto amata e molto ricercata appunto da un numero sempre crescente di estimatori. Il broccolo fiolaro da sempre accompagna la vita agricola di Creazzo. Nel 1800 si coltivavano circa 150.000 piante, una produzione che è rimasta costante più o meno fino al secondo dopoguerra, quando l'arrivo del benessere coincise anche con lo spopolamento delle campagne, come è successo un po' in tutta Italia. E quindi ci fu un po' un abbandono con una produzione che si ridusse a 30-40 mila unità. Negli ultimi anni però c'è stata una riscoperta di questa tipicità con persone, con aziende, con famiglie come quella che ci sta ospitando, che hanno cominciato a reinvestirci nel broccolo fioraro. Pensate che in questa azienda se ne piantano circa 500.000 piantine. Sono partito da un piccolo appezzamento, erano 5.000 piante, e negli anni la domanda è cresciuta sempre di più. Alla fine ci abbiamo creduto e quindi abbiamo investito in questa attività e i frutti li sta dando, insomma. A contribuire al successo del broccolo fiolaro di questi ultimi anni non è stato soltanto il pregio, la dolcezza del prodotto in sé, c'è successo anche qualcos'altro. Alcune prestigiose università come la Johns Hopkins americana o la Warwick inglese hanno riconosciuto delle proprietà, oltre a quelle antiossidanti, antidiabetiche, antianemiche e anti tanto altro che sono insite in questo ortaggio, anche una proprietà antitumorale. E questo ha contribuito a rafforzare ancora di più l'apprezzamento e l'immagine di questo ortaggio straordinario. La signora Lina è la mamma di Andrea, quindi mi sento di farla a lei questa domanda. Sì. Qual è la morte del broccolo fiolaro? Come si mangiano? Cioè, la forma più semplice è lessato qualche minuto e poi diciamo mangiato con un po' di olio. Ah, così, la scottata? Così, una scottata, un po' di sale, un po' di olio. Poi è versatile, per quindi si può fare la zuppa, il risotto, si possono fare diciamo Un sacco di cose. un sacco di cose. Se volete sapere di più venite dalla Lina, che pensa Ela, vero? Ok. Però a me è venuta voglia di pizza. E allora, come per incanto, arrivo da Graziano. Graziano è uno di quelli che il broccolo ha saputo valorizzarlo anche sulla pizza. La prepara in due versioni, una versione classica con il pomodoro, la mozzarella e poi il broccolo fiolaro saltato e adagiato sopra, e poi via in forno, a legna ovviamente, pronto per la cottura. La seconda pizza invece è il trionfo della vicentinità pura, perché c'è sempre la base di pomodoro, mozzarella, poi c'è il broccolo fiolaro che viene disposto a cornice attorno alla pizza e sopra il baccalà, ovviamente alla vicentina, con una fettina di polenta messa al centro. Il forno fa la cottura, fa il resto e poi si è pronti per assaggiare una squisitezza made in Creazzo. Graziano, mi ha fatto solo la pizza? No, quella è una cosa. In più noi facciamo anche qui sono dei piatti, non tutti, dove ci sono dei gnocchi con la crema di broccolo, delle casarecce con la crema di broccolo, quelle con il broccolo spadeato, una guancetta di maiale in tasca di broccolo, farone disossata ripieno con il broccolo, addirittura facciamo dello strudel con del broccolo, della crostata con con la marmellata di broccolo e anche le frittelle con il broccolo. Ti basta? Cos'è che non fasi col broccolo? Non posso dirlo. Non posso dirlo. Pranzo finito? Abbiamo inventato di tutto e di più. Io ho inventato anche una grappa in fusione di broccolo, tipo un limoncello fatto con il broccolo e una crema sempre di broccolo
che si può fare con i crostini, si può fare con i fettuccini, si può fare in qualsiasi mille modi. Ragazzi, Graziano Cortese è un artista del cavolo o broccolo. Così, meglio broccolo. Ciao ragazzi, venite a Grazzo e venite a trovarlo perché ne vale veramente la pena. Adesso potremmo sentarsi su. Sì, Tutta sta fatica è vera. No, per niente. Sì, ok.